Benvenuti e ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Brescia ha ricordato le vittime dei lager posando dei piccoli sanpietrini davanti al portone della casa di chi era stato arrestato, deportato o ucciso dalla dittatura nazifascista, grazie anche al contributo dall'archivio storico della Cattolica. Vediamo insieme il servizio. Professor Anni, qual è stato il ruolo dell'Archivio Storico per la Resistenza dell'Università Cattolica a questa iniziativa di oggi? Soprattutto un lavoro di consulenza, anche se è stato un lavoro piuttosto lungo che sta andando avanti ancora, perché è un lavoro destinato a dare lo spazio a uno studio più approfondito su questo argomento. Deportati nei campi di concentramento, che sono diversi dagli internati militari italiani, per adesso abbiamo stabilito circa 411 e l'altro dato piuttosto rilevante è che la metà di questi, quindi il 50%, sono morti nei campi di concentramento. Questa è una percentuale molto alta. I giovani sono stati coinvolti in questa occasione delle pietre d'inciampo per costruire le biografie di queste persone, perché è stato importante costruire le biografie, perché significa dare dei volti, tentare di dare dei volti e dei numeri. Presenziare la prima posa di pietre d'inciampo a Brescia è per me un momento commovente. Sono lietissimo che il Comune di Brescia, insieme con le associazioni civiche che sono dietro questo progetto, abbiano deciso di posare anche qui a Brescia, dopo Roma e Genova, le prime pietre d'inciampo in Italia. È un'iniziativa non incontestata per varie ragioni, ma trovo che è importante perché rammenta la sorte tragica delle vittime del fascismo e del nazismo, così anche i cittadini di oggi, i vicini, vedono che cosa è stata la deportazione, che cosa sono stati i campi di sterminio, e che è stato un fatto storico che è nato dal mezzo della società. I bresciani nel futuro passano davanti a queste pietre d'inciampo, spero si rammenteranno che anche loro hanno una responsabilità per conservare i principi dell'umanità nella vita quotidiana. Professor Franchi, ci può spiegare il senso di questa iniziativa oggi? Il senso dell'iniziativa è quello di riportare a casa, diciamo così, questi nostri concittadini che vivevano a Brescia, hanno sofferto perché volevano avere un'Italia migliore, diversa, e ci sembra giusto che questi esempi vengano attualizzati deponendo le pietre d'inciampo davanti alle loro case di abitazione, perché così avviciniamo queste esperienze al nostro vivere quotidiano e diventa anche un ammonimento. Oggi noi europei conosciamo, grazie al cielo, 60 anni di pace, non per niente la comunità europea ha avuto il Nobel per la pace, e dobbiamo essere consapevoli che questa pace deve essere difesa, e quindi anche guardare all'Europa oggi con un occhio diverso, perché sicuramente l'Europa non si può fondare solo sui valori economici, ma deve essere fatta anche sulla solidarietà, e questa solidarietà nella sofferenza è, secondo noi, importante. Quali possono essere gli sbocchi occupazionali di un laureato in matematica e fisica? Andiamo insieme a scoprirlo in questo servizio. Dottoressa Bartolomini, quali sono le competenze richieste dalle vostre aziende in merito ai nostri laureati? Allora, le competenze che le nostre aziende richiedono oggi sono competenze molto articolate, soprattutto sono competenze a 360 gradi. Oggi le aziende chiedono di più, chiedono delle competenze emotive, delle competenze distintive. Oggi le aziende hanno estremamente bisogno di persone che siano in grado di risolvere i problemi e anche di portare un po' di innovazione. Quindi il messaggio che oggi mi sento di dare è che le nostre aziende hanno bisogno di ragazzi che siano preparati, e sicuramente i nostri laureati lo sono, che poi però abbiano anche voglia di mettersi in gioco, di continuare a crescere durante tutto il rapporto di lavoro. Quali consigli si sente di dare a questi laureati per affacciarsi nel migliore dei modi al mondo del lavoro? Allora, il mio consiglio è quello di affacciarsi al mondo del lavoro con curiosità,
e con tanta voglia di lasciare un segno. Professor Mazzocchi, perché organizzare una serata di orientamento per i nostri laureati in matematica e fisica? Ma per due motivi. Primo perché viviamo in un momento difficile dal punto di vista della possibilità di trovare lavoro e era un'ottima opportunità questa offerta dall'AIB, dall'Associazione Industriale Bresciana, di vedere e fare un po' il punto della situazione nell'ambito dell'offerta lavorativa. E in secondo luogo perché secondo me è anche interessante sapere da esperti del settore come bisogna proporsi quando si chiede lavoro a un'azienda. Che consigli si sente di dare a questi laureati? Ovviamente di andare a 360 gradi, di non cercare assolutamente il lavoro vicino a casa, di non pretendere di trovare immediatamente una retribuzione altissima, ma di cominciare dove è possibile, perché se ci sono, io sono convinto che ci siano, poi le loro qualità emergono e chi ha dato loro un'opportunità secondo me tenderà a confermarli. Dottoressa Giammanco, voi come Adecco vi occupate di selezione del personale, cosa vi richiedono le vostre aziende? Beh, ultimamente in un momento in cui comunque le richieste lavorative non sono tantissime, il mercato si sta specializzando sempre di più, quindi i profili che maggiormente vengono richiesti, soprattutto a noi comunque che siamo una filiale industrial che lavora moltissimo con le industrie, soprattutto metalmeccaniche, i profili che comunque vengono appunto richiesti a noi sono profili specializzati. Che consigli dai ai laureati in fisica e matematica? Essere flessibili sicuramente nel mercato. E come devono presentarsi sul mercato del lavoro? Beh, sicuramente devono essere il più sinceri possibili, quindi presentarsi per quello che sono, con quelle che sono le proprie esperienze che finora hanno maturato, che magari non saranno tantissime, essere chiari, diretti e appunto flessibili e adattabili. E nel curriculum cosa fa la differenza? Nel curriculum fa sicuramente la differenza saper parlare di se stessi in maniera chiara, in maniera diretta, senza barare, riuscendo a catturare quella che è l'attenzione del selezionatore. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole con Silvia Mazzetti. Daniela è una bambina con un potere molto particolare, ha un sorriso splendido che è contagioso e che è capace di far tornare il buon umore a tutti i personaggi tristi e insoddisfatti. Il suo sorriso vola e si posa sul cuore di Roberta, un ippopotamo ciccione che non si piace per niente. Ma quando il sorriso di Daniela arriverà sul suo cuore inizierà a volersi bene e sarà felice della vita. Dal cuore di Roberta il suo sorriso volerà e si poserà sul cuore di Aniceto, uno scimpanzé molto brontolone, che però ritroverà la gioia di vivere e penserà alla sua amata Leonora, il suo amore scimmia. Il sorriso di Daniela compierà un sacco di magie, riportando il buon umore ad un sacco di animali che torneranno a sorridere alla vita e a divertirsi. Questo è Il sorriso di Daniela di Carmen Gil.
raccogliere le esperienze e le testimonianze di ragazzi che dopo momenti difficili nella loro vita sono tornati a sorridere e a godersi le loro giornate. Questo libro raccoglie le storie di giovani che sono stati seguiti da associazioni di volontariato che hanno deciso di scrivere questo libro perché diventasse un progetto solidale che vi strapperà un sorriso e vi insegnerà a non smettere mai di sognare e affrontare la vita con serenità e felicità. Queste sono le storie del sorriso. Artista di nome Leonardo da Vinci cercava un'idea geniale per scolpire il suo blocco di marmo bianco. Voleva un modello unico, qualcosa che potesse far rimanere tutti a bocca aperta. Fu una compagnia di attori molto divertenti a dargli l'ispirazione del sorriso, del riso, la caratteristica che ha sempre accomunato l'uomo e ha sempre differenziato l'uomo dagli altri animali. E fu in Mona Lisa che Leonardo trovò il sorriso senza tempo universale. E quel capolavoro fu venduto al re di Francia e la sua fama crebbe in tutto il mondo. Questo è il sorriso della Gioconda di Eric Batu. Anche per questa prima puntata dell'anno è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre, il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.